Bentornati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali. Si vota, siamo in campagna elettorale in vista del voto amministrativo, si vota per il sindaco di Genova. Oggi cominciamo a conoscere le liste. Le liste sono 16, oggi ne incontriamo 8, la prossima volta incontreremo le altre 8. L'ordine di queste interviste è stabilito dalla prefettura di Genova. La trasmissione, che dura 45 minuti, segue naturalmente il dettato della legge e le indicazioni della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. La regola è molto semplice: tempo uguale per tutti, domande che servono a far conoscere la lista che troveremo sulla scheda elettorale. L'ordine, abbiamo detto, è stabilito dalla prefettura. Il primo estratto, la lista prima estratta è Genovesi, la lista di Arcangelo Merella, qui rappresentata da Andrea Acquarone. Andrea Acquarone, quanti anni ha lei? 33. 33 anni, quindi giovane. Com'è che ha scelto Merella? Ma perché era l'unica lista, l'unico progetto che garantiva un'autonomia rispetto ai partiti nazionali, quindi che metteva in qualche modo Genova al centro e cercando di costruire un progetto per questo territorio. Tant'è vero che noi sono mesi che lavoriamo sul programma e con un criterio che è quello di mettere la competenza prima dell'appartenenza. Questo è proprio nell'anima della lista civica. Per questi motivi mi interessava andare con Merella. Ecco. La composizione anagrafica, diciamo, del gruppo com'è? Ma ci sono persone di esperienza, persone giovani, è un po' uno spaccato di una parte della società civile che ha a cuore i destini di questa città. Ecco. È il suo primo incontro con la politica o ha esperienze precedenti? Ma io sì, è il primo incontro con la politica, sì. E quali sono le sue idee della politica, per esempio? A che cosa serve fare politica? Ma fare politica è una cosa irrinunciabile, poi la passione civile uno ce l'ha o non ce l'ha. Io vengo anche da una famiglia che tradizionalmente si è interessata della cosa pubblica e quindi credo che sia irrinunciabile questa dimensione. Ecco. Che cosa ha chiesto lei a Merella, lei e i suoi colleghi di lista, che cosa avete chiesto che ci fosse dentro questo gruppo che andavate formando? Ma per me era fondamentale, ma d'altronde Merella è d'accordo al 100% su questa cosa, che Genova fosse al centro. Essendo una lista civica che non dipende da decisioni che vengono prese a Roma o da altre parti, noi possiamo portare avanti delle istanze del territorio in assoluta autonomia. E le dirò di più. Merella talvolta si ironizza sul fatto che non sia proprio il nuovo che avanza, perché ha un trascorso politico che molti ricordano, però uno dei motivi per cui io l'ho scelto, ho voluto andare con lui, è perché lui è un innovatore, proprio a livello così di atteggiamento verso il mondo è un innovatore. Molti ricorderanno i suoi trascorsi da assessore al traffico, dove ha fatto pedonalizzazioni e diciamo, è capace di scelte coraggiose che all'epoca provocarono anche delle opposizioni, ma che oggigiorno nessuno vorrebbe rinunciare a queste scelte. Quindi secondo me era ed è la persona adatta per guidare il cambiamento di cui Genova ha assolutamente bisogno. Ecco, facciamo qualche altro esempio. Per esempio, ricordiamo, prima che Merella ritornasse alla politica attiva, aveva fatto una proposta, un'idea, quella della cabinovia fra l'aeroporto e gli Erzelli. Di questa idea e di altre che lei mi può citare? Ci sono svariate. Quale è l'affascinata di più? Ma per esempio l'idea del Gran Premio di Formula Elettrica, ci sono il Formula 1, ci sono competizioni come la Formula 1 con vetture elettriche. Poi c'è un discorso sulla Movida, su attrezzare l'area del Porto Antico, la Darsena, di battelli e chiatte che evidentemente ci sono per ospitare locali come succede a Parigi, ad Amsterdam. Merella è persona sicuramente attenta a quello che succede nel resto d'Europa e quindi capace di togliere Genova dall'isolamento non solo fisico, perché lui è esperto di logistica e quindi sicuramente curerebbe il tema e curerà il tema della logistica e dei trasporti in maniera preponderante, ma anche a livello intellettuale e quindi
una connessione con quello che succede nel resto del mondo, che ecco, forse è una dimensione mentale che Genova ha un po' perso, che è un po' causa del suo declino. Ecco. Quindi diciamo ambiente, mobilità, vivibilità della città, un senso di appartenenza che naturalmente è nel nome, Genovesi, naturalmente è già espresso così. Lei che cosa pensa di poter mettere di suo? Ma questo tema dell'appartenenza, della riscoperta dell'orgoglio dell'appartenenza, quindi dell'identità culturale, è per me fondamentale. Chi mi ha letto gli articoli che ho pubblicato in questi anni sul secolo in genovese sa quanto io tenga questa dimensione, e perciò Genovesi è veramente l'occasione per riscoprire questa che deve essere la benzina spirituale che ci aiuta a mettere in atto il cambiamento di cui Genova ha bisogno, e l'unica maniera per farlo in maniera aperta e inclusiva. Quindi non un prima i genovesi, come talvolta si sente dire, ma prima Genova. E questo è l'appello, l'invito di Andrea Quarone per la lista Genovesi che propone come candidato sindaco per Genova Arcangelo Merella. Chiamami Genova, Putti, sindaco, è la seconda lista che incontriamo.